zeppole al cacao con crema al caffè. Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina Cucinando per caso e per passione. Oggi facciamo delle zeppole di San Giuseppe, ma un po' particolari, perché avranno una base bignè al cacao e una crema al caffè. Direte, ma non so zeppole di San Giuseppe, lo so benissimo, ma rinnoviamoci un poco. Le mettiamo in mezzo alle altre, quelle classiche fatte con la crema pasticcera e l'amarena, e diamo un tocco diverso a queste zeppole che sono buonissime, lo sappiamo, però ogni tanto bisogna rinnovarsi. D'altronde anche le zeppole di San Giuseppe non sono altre che dei bignè ripieni di crema pasticcera, e quindi noi invece facciamo dei bignè al cacao ripieni di crema al caffè. Una novità: la forma sarà la stessa delle zeppole di San Giuseppe e ce le mettiamo nel vassoio insieme alle altre. Quindi io vi lascio gli ingredienti e poi alla preparazione. Per la nostra pasta bignè per le zeppole al cacao ci serviranno 78 g di farina 00 e 2 g di cacao, che poi setacceremo. Questo è un cacao amaro in polvere, 2 uova, 165 g di acqua, 40 g di burro, un pizzico di sale. Per questa crema al caffè ci serviranno 350 g di latte intero, 150 g di panna fresca, 180 g di tuorli, circa 9 tuorli, 150 g di zucchero e 40 g di amido di mais, in più 2 cucchiai di caffè solubile. Se vi piace potete aggiungere anche della vaniglia. Non vi faccio vedere il procedimento perché è uguale a quello della crema pasticcera, soltanto che nel latte e nella panna, al posto della buccia di limone e della vaniglia, mettiamo il caffè solubile e portiamo a bollore ed uniamo alle uova, ai tuorli che abbiamo sbattuto con lo zucchero e l'amido, e poi ci uniamo il latte caldo, portiamo a bollore e facciamo addensare la nostra crema. Ho messo l'acqua, il burro e il sale sul fuoco e porto a ebollizione. Nel frattempo mi setaccio la farina. Adesso che bolle, io butto di un sol colpo la farina e velocemente me la giro e la facciamo cuocere, la portiamo a cottura fino a quando non diventa una bella palla e non sfrigola. Fatto il nostro impasto, dopo 2-3 minuti vedrete farà una bella palla, diventa bello lucido. Voi ve lo stendete su un vassoietto, se avete del piano di marmo, e lo fate intiepidire, perché poi dovremo aggiungere le nostre uova. Ho messo il mio impasto raffreddato nella mia piccola planetaria e ho aggiunto il primo uovo, e adesso incomincio a far andare la macchina e a far assorbire il primo uovo. Voi chiaramente potete usare tranquillamente un frullino a fruste per amalgamare. Una volta che il nostro impasto è bello liscio e omogeneo, lo passiamo in una sacca a poche con una bocchetta a stella da 12 mm. Ho messo carta forno sulla mia teglia, l'ho fermata con del burro e adesso sto creando le mie zeppole. Cerchiamo di farle misure tutte uguali, in modo che poi cuoceranno tutte quante allo stesso modo. Ecco qui. Adesso io ho già acceso il forno a 180 e mettiamo in forno a 180 fino a quando non diventano belle gonfie, diciamo una ventina di minuti più o meno. Controlliamo. Se il vostro forno è ventilato, ciò che non dovrebbe essere perché è meglio statico, però se è ventilato scendete il forno a 160. Una volta cotte io le ho tirate fuori dal forno, le ho bucate
in modo da poter far uscire tutta l'umidità. Le rimetto nel forno spento con lo sportello leggermente aperto, così si asciugheranno anche all'interno, e il foro poi ci servirà per riempirle con la nostra crema. Ecco qui, questa è la crema che abbiamo fatto. Io l'avevo messa con una pellicola a contatto, adesso ce l'ho levata e ci riempiamo le nostre zeppole. Ecco le nostre zeppole con beignet al cacao e crema al caffè pronte per essere servite. Io l'ho guarnita con la nostra crema, con dei chicchi di caffè tostati, e buon dessert a tutti. Se vi piace potete anche mettere dei chicchi di caffè ricoperti di cioccolato.